TG Plus News edizione di Treviso, buonasera. In apertura del nostro notiziario La Cronaca, il questore di Treviso Alessandra Simone ha disposto l'accompagnamento immediato alla frontiera di una cittadina comunitaria classe 1988, più volte denunciata e arrestata per borseggi e per altri reati contro il patrimonio e già destinataria nel 2023 di un analogo provvedimento di allontanamento che prevedeva il divieto di reingresso in Italia della durata di 5 anni. La 37enne, una cittadina di nazionalità bulgara, è stata arrestata nella giornata di lunedì dall'Arma dei Carabinieri, nell'ambito di servizi antiborseggio predisposti presso il mercato cittadino di Mogliano Veneto, proprio con l'accusa di aver violato il divieto di reingresso comminato a seguito del provvedimento di allontanamento eseguito nel 2023. E questa mattina, 12 novembre, nella suggestiva cornice di Palazzo Zuccareda, sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Treviso, il comandante provinciale colonnello Massimo Ribaudo ha rivolto un indirizzo di salute ai carabinieri neopromossi del 144° corso di recente assegnazione ai reparti della Marca Trevigiana nell'ambito della periodica manovra di impiego delle risorse disposta dal Comando Legione Carabinieri Veneto. Nel corso dell'incontro il colonnello Ribaudo ha sottolineato come l'arrivo dei 29 neocarabinieri rappresenti un importante incremento della capacità operativa sul territorio, che permetterà di potenziare i servizi di pattuglia e di prevenzione dei reati, assicurando al contempo una più capillare copertura delle aree rurali e periferiche e un rafforzamento dei presidi nei centri urbani più sensibili. Parliamo di sanità. Si è conclusa con un risultato straordinario la 19ª missione medico-educativa dell'associazione MedAction Bambini con Elias ODV, guidata dal professor Giovanni Stellin all'ospedale Orotta di Asmara, ex Regina Elena, in Eritrea, svoltasi dal 17 al 30 ottobre. In soli 8 giorni, un'equipe di 30 medici volontari, composta anche dal primario della cardiochirurgia del Cafoncello, ha effettuato 156 screening cardiologici e 22 interventi cardiochirurgici correttivi su bambini e adolescenti, di età compresa tra i 2 e i 12 anni, affetti da gravi cardiopatie congenite e acquisite. Assieme ai cardiochirurghi hanno operato anestesisti, cardiologi, infermieri e tecnici perfusionisti. Il direttore della cardiochirurgia dell'ospedale di Treviso ha eseguito 5 interventi complessi di riparazione della valvola mitrale su adolescenti con malattie reumatiche cardiache, con esiti eccellenti. Voltiamo pagina. È grande attesa per la giornata del ringraziamento provinciale di Coldiretti Treviso, che quest'anno si svolgerà ad Arcade e Spresiano, onorando i 100 anni dalla morte di Giuseppe Corazzin, alla presenza del vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi. La Santa Messa si svolgerà presso il Duomo di San Lorenzo di Arcade, mentre il pranzo sociale con 600 partecipanti presso la struttura della Proloco di Spresiano in via Bragadin. La giornata, come sempre, vedrà svolgersi una serie di iniziative e ritualità legate alla tradizione rurale. Immancabile l'offertorio dei beni della terra in segno di ringraziamento al creato e la benedizione dei mezzi agricoli. Sarà l'occasione per tirare le somme dell'ultimo anno agricolo e non solo, ma anche festa per tutti, grandi e piccini. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per averci seguiti. Arrivederci.